Le immagini delle code, dei parcheggi esauriti e dei sentieri affollati sono oramai diventate una costante nelle giornate di punta alle tre cime di Lavaredo e così torna sul tavolo una proposta che ciclicamente riapre il confronto: contingentare gli accessi per limitare la pressione turistica su uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti. Il numero di persone che arriva a Misurina e che vuole salire alle tre cime è in quest'anno più alto. Bisognerà fare adesso un ragionamento con il Comune di Auronzo e con Dolomiti Bus per cercare di trovare una soluzione, così come il Comune di Auronzo ha studiato i parcheggi a pagamento, quindi con prenotazione a Misurina, alle tre cime, così dovrà probabilmente essere presa la stessa direzione anche per la questione del trasporto. Un anno fa in via sperimentale partì l'accesso su prenotazione. I turisti che vogliano ammirare le tre cime devono premunirsi per tempo per avere la certezza di un posto auto, moto, camper nel piazzale del rifugio Auronzo, che ha 700 posti. Chi non ha la prenotazione si mette in fila ad aspettare le navette, ma ultimamente le code sono impressionanti, come i disagi. La nuova ipotesi punta a individuare strumenti capaci di coniugare tutela ambientale e fruizione del sito. Tra le possibilità, oltre alla prenotazione, un tetto massimo di ingressi giornalieri o una gestione più rigorosa della mobilità verso il rifugio Auronzo. L'obiettivo dichiarato è preservare un patrimonio naturale riconosciuto dall'UNESCO, riducendo l'impatto del traffico, dell'affollamento e dell'erosione dei sentieri, soprattutto nei periodi di massima affluenza. Ma il tema resta delicato. C'è un problema a valle con l'attesa delle persone che aspettano in coda all'arrivo delle corse di Dolomiti Bus, e al ritorno lo stesso problema, perché ovviamente il numero di corse TPL non riesce a smaltire tutte le persone che vogliono o salire prima o scendere dopo. Per il momento non ci sono decisioni definitive, ma il confronto è destinato a intensificarsi in vista delle prossime stagioni turistiche e, garantisce il presidente della provincia Staunovo Polacco, sarà già al centro della prossima riunione dell'ente di governo. Si possono gettare e si gettano le basi per i ragionamenti da fare poi anche col gestore. Oggi riguarda Auronzo e le tre cime, ma in generale possiamo anche valutare anche le altre situazioni di criticità che ci sono.